mare. Io parlavo del fatto culturale che certamente è il più grande, il fatto culturale e politico che il siciliano non guardi più al Mediterraneo, ma ci sono anche fatti giuridici, ci sono rinunce alle acque territoriali, ci sono rinunce a diritti plurimillenari come quelli della pesca. Noi siamo per un discorso di pace e di amicizia, anzi insieme a voi, ecco, vorrei lanciare un appello per la pace anche in Medio Oriente, in Palestina, però e candidare la Sicilia come luogo di incontro per tutte le iniziative di pace, tanto più che la Sicilia, come diceva il nostro prima, ha affinità culturali, etniche e politiche con i popoli del Mediterraneo. Però ecco, diciamolo francamente, nessuno è autorizzato a fare rinunce a posto del popolo siciliano, nessuno può approfittare del momento di debolezza della Sicilia per toglierle i diritti. Diceva la canzone dell'Eris, dice nel sonno ti hanno rubato tutto, anche l'onore. Quando c'era Sicilia sveglia, no, nel sonno dice ti hanno rubato tutto, anche l'onore. È quello che stanno facendo, ma non li legittima. Il fatto che loro pugnalino alle spalle la Sicilia significa che aggiungiamo un'altra accusa, quella delle conservate alle spalle, e lo diciamo anche agli stati che si avvantaggiano. Non è valido niente, sia chiaro, se non c'è una volontà espressa del popolo siciliano, che è una volontà peraltro che si arricchisce della voglia di collaborazione, di amicizia che ha il popolo siciliano. Noi vogliamo che il Mediterraneo diventi un lago di pace e anche che sia gestito dai popoli che vivono nel Mediterraneo, tutti assieme, perché è un patrimonio comune. No, se noi delegittimiamo tutto e tutti, sia chiaro, basta una voce per delegittimare, ma noi speriamo che queste voci diventino milioni e milioni e milioni, compresa una nazione siciliana all'estero. Mi fa piacere che ci sia qua presente Francesco Paolo Catania, che rappresenta una delle più grandi e attive associazioni siciliane all'estero. Noi ecco, contiamo sul coinvolgimento della nazione siciliana all'estero nella rinascita della Sicilia. Noi abbiamo letto, anzi diciamo questo articolo ce l'ha segnalato l'amico Severino, sulla rivista Ai Nord Sicilia c'è un fatto secondarissimo e banale, che un'intervista a Minoli, al giornalista Minoli. Nel corso di questa intervista Minoli dice una cosa esatta, che è molto importante. Cioè lui dice: io conosco solo due nazioni al mondo che hanno un forte senso della propria identità, e sono gli ebrei e i siciliani. Non sappiamo se voleva essere un complimento o no, però certamente è un riconoscimento dell'identità. Noi guardiamo l'identità siciliana. Il professore Rizzitano, ecco così accontento i filo-arabi, il professore Rizzitano affermava la stessa cosa, cambiando i fattori, perché quella che rimaneva era l'identità siciliana. Diceva, lui che era un grande arabista, il professore Rizzitano, che fu quello che ripristinò a Palermo gli studi di lingua e letteratura araba, che erano scomparsi, diciamo, e che diede grande prestigio alla cattedra di arabo a Palermo. Per il professore Rizzitano diceva che avevano dato due soli popoli al mondo in cui tutti o quasi erano poeti. Uno era il popolo arabo, perché lui era di Alessandria d'Egitto, e diceva: quando io andavo in un'officina, in un bar, eccetera, e sentivano che io ero professore, qualcuno tirava fuori una poesia dalla tasca, dice: guardi professore, mi dà un giudizio su questa poesia, dice: l'altro posto, l'altra nazione, l'altro popolo dove ho trovato lo stesso fenomeno è la Sicilia, perché io andavo dal meccanico, che un meccanico riusciva, perché c'è un pensiero con una poesia, andavo dal fotografo, il fotografo quando insomma è un riconoscimento, ecco, vorrei dire, è un riconoscimento bello della identità del popolo siciliano, dell'identità nazionale del popolo siciliano, che purtroppo non conoscono solo i siciliani. Non mi sottraggo in questa analisi, perché diciamo potrebbe sembrare una missione usa, del problema della mafia. La mafia che fu introdotta, come sappiamo, così come la camorra a Napoli, non fu inventata dai piemontesi, ma certamente i piemontesi ebbero il consenso a Napoli, il consenso promosso e pagato dai servizi segreti inglesi, ebbero il consenso, diciamo,
della camorra a Napoli, della delinquenza dappertutto e della mafia in Sicilia. La mafia in Sicilia era una mafia ancora elementare, ai primi passi, anche la parola mafia non si usava, e poi tra l'altro prima si usava con 2 F, poi siccome quelli che venivano dal nord la dicevano con una F, abbiamo cambiato dizione. Ora, questo fenomeno diciamo che fece il salto di qualità con il Risorgimento, perché fu quello che fecero le rapine, gli stupri, le violenze, eccetera, in nome di Garibaldi e per conto di Garibaldi, poi restarono al potere. E oggi noi non rifacciamo la storia, sappiamo bene che cos'è la mafia, sappiamo bene che la mafia impedisce lo sviluppo della Sicilia, sappiamo bene che la mafia è contro la Sicilia e la Sicilia deve essere contro la mafia, sappiamo bene i tanti sacrifici che si sono fatti, però diciamolo francamente, ancora il territorio, con tutto il rispetto di chi lavora, noi commemoriamo sempre i caduti, le vittime della mafia, perché hanno dato un grosso contributo e hanno ottenuto un grosso risultato, che è quello della nuova coscienza del popolo siciliano, che mentre prima era tollerante e comprensivo nei confronti della mafia, oggi c'è una forte coscienza che isola la mafia.